ha inizio la prima selezione di Miss Universo 2013 Agrigento. Presenta Danila Campione. Buonasera a tutti. Scusate un attimo per il ritardo, ma le ragazze sono tante, abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo in più. Dunque, benvenuti stasera alla prima selezione provinciale di Miss University. Questa sera abbiamo un problema di microfono già risolto. Benissimo, come vi dicevo, per la prima volta questa sera questo importante concorso, famosissimo in tutto il mondo, apre le porte alla provincia di Agrigento. E infatti grazie alla di management di Giuseppe Cusumano, che con i suoi collaboratori Annalisa Moscato e Salvatore Di Betta dà la possibilità anche alle ragazze della nostra provincia di partecipare ad un concorso così importante che è Miss Universe, ma che noi in Italia conosciamo come Miss Universo. Dunque vi spiego subito com'è la selezione provinciale. Questa è la prima di 4 tappe preliminari. Questa sera siamo ospiti del Parigi Bistrò di Favara. Le prossime tappe avranno luogo a Raffadali, a Porto Empedocle e ad Aragona. E poi la finale si terrà il 30 giugno nella piazza Cavour di Favara. Dunque in ogni serata parteciperanno 16 ragazze che sono state scelte con dei casting che si sono tenuti il mese scorso, si sono tenuti al Glamour di Raffadali, allo Shed di Canicattì, al White Pub di Favara ed anche nella sede della stessa agenzia. Queste 16 ragazze verranno giudicate da una giuria di esperti, verranno giudicate per la loro bellezza, per il loro portamento, e la prima classificata insieme alla seconda e alla terza classificata si guadagnano l'accesso alla finale del 30 giugno. Lì poi verranno scelte le 6 più belle che vanno a partecipare alla finale regionale di Palermo. Da lì poi le 4 fortunate concorreranno a Roma per il posto di Miss Universe Italy. Da lì poi la fortunata, la più bella, volerà a Las Vegas per concorrere con le altre partecipanti delle altre nazioni per aggiudicarsi la fascia, l'ambito titolo di Miss Universo. Dunque è un po' lunga, però non è impossibile. Mi piace ricordare che la Miss Universe Italy dell'anno scorso è proprio una ragazza siciliana, è Grazia Pinto di Catania, per cui speriamo che succeda anche quest'anno, che magari sia una ragazza della provincia di Agrigento. C'è una novità però: il patron dell'agenzia, col consenso del patron regionale del concorso, Giuseppe Di Sciacca, che è qui con noi stasera, ha voluto concedere la possibilità anche alle minorenni che di fatto non possono partecipare al concorso, ma ha concesso la possibilità di calcare comunque una passerella così importante. Dunque è stato istituito un concorso parallelo che è Miss Universe Teenager, a cui hanno avuto accesso le minorenni, e il corso Universe Teenager si conclude definitivamente il 3 giugno, dove verrà eletta la più bella, la Universe Teenager. Dunque iniziamo subito a vedere le ragazze, apriamo le danze come si suol dire e le apriamo nel vero senso della parola, perché le ragazze di Miss Universe hanno preparato per noi questa sera uno stacchetto sul tormentone di Gangnam Style. Oppa Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일, 강남스타일, 오빤 강남스타일.
푸는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 비는 놈그 위에 나는 놈 베이베 베이베 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈그 위에 나는 놈 베이베 베이베 나는 뭘 좀 아는 놈 What I'm saying 오빤 강남스타일 Prego ragazze, accomodatevi pure, vi preparate intanto per l'uscita, bravissime, ecco abbiamo rotto il ghiaccio proprio con le danze, come è giusto fare, uno stacchetto anche per Miss Universe Italy Agrigento. E allora come vi dicevo all'inizio, le Miss vengono giudicate da una giuria specializzata, che questa sera è capitanata dal presidente Giuseppe Moscato, corrispondente del giornale La Sicilia. Buonasera Presidente. A seguire abbiamo la stilista Valentina Scardina, poi Loredana Messana, corrispondente del giornale La Sicilia di Agrigento Flash. Non risparmiatevi con gli applausi, prego. E poi ancora abbiamo il presidente nonché fondatore del gruppo Prometeo Davide Romeo ed il giornalista di Sicilia TV nonché conduttore televisivo Salvatore Sorce. Dunque a voi l'arduo compito di giudicare queste ragazze e il tutto stasera è ripreso dalle telecamere di TVA. Abbiamo il nostro fotografo ufficiale inoltre in giro da qualche parte con la sua fotocamera già pronta, eccolo lì col flash, il famosissimo ormai Lillo Arcieri. Buonasera e buon lavoro anche a te stasera. Ed inoltre siamo anche in diretta, siamo in diretta radio sulle frequenze di Radio In con Giuseppe Amorelli all'interno del suo baby show, che invito a salire qui sul palco. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera. Abbiamo un problemino, non va. Ok, usiamo un solo microfono. Ok, va bene, va benissimo. Buonasera a tutti intanto, che bella piazza, piena, insomma, siamo in un posto carinissimo, Sì. Il Parigi Bistro ci ha colto proprio bene stasera. Allora Giuseppe, tu stasera racconterai in diretta tutto quello che succede. Io ho un po' di esperienza come speaker radiofonica e so che in questi casi, quando c'è un'occasione del genere, si aspetta un po' il colpo di scena perché fa effetto dire è successo questo, è successo quello. Noi dobbiamo fare un patto però. L'abbiamo fatto con me il colpo di scena perché il microfono non va. No, io temo un'altra cosa. Tu mi prometti che se io dovessi cadere da questi trampoli almeno quello alla radio non lo dici? Gentilmente almeno quello lo risparmi. E va bene, io già che tu sei qui ti chiedo aiuto perché abbiamo una lista di tanti sponsor che hanno aiutato hanno collaborato per la realizzazione di questa serata e dunque iniziamo a ringraziarli. Inizi tu? Magari inizio io e poi ti lascio il microfono, per cui iniziamo a ringraziare un po' di sponsor che stanno permettendo anche la messa in onda di questo evento, quindi ringraziamo Piscopo Viaggi di Favara, Montaperto Spose, sempre Favara, Tendenze Intimo, Favara, Nepal, Miami Canicattì, Tabaccheria Marotta Anna di Favara e Sherry Baby Favara, il resto lo faccio dire a te.
Ok, io ti lascio andare a raccontare tutto il resto, grazie. Abbiamo poi C'era una volta di Agrigento, i bar di Piazza Cavour, Caffè Umberto, Caffè degli Artisti, Caffè Cavour, Caffè Italia, la cartoleria ed edicola Costanza Maria di Favara. E il resto ve lo dirò dopo. Un'ultima cosa volevo dirvi, già che siamo all'inizio, come avete potuto vedere all'ingresso del locale c'è un'opera pittorica che ritrae San Francesco d'Assisi. È un quadro itinerante in quanto è stato realizzato per essere donato ai frati minori del convento di Sant'Antonio di Favara dall'artista favarese Alberto Crapanzano, il quale sta effettuando una bellissima iniziativa, sta effettuando una raccolta di beneficenza per le opere appunto del convento, tra le quali ricordiamo le tende di Abramo. Essa dà rifugio d'accoglienza a circa 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Dunque, se volete, potete ammirare il quadro e dare un'offerta nella scatolina rossa corallo che c'è sotto il quadro. E dunque io credo che le Miss siano pronte. Ci siamo con le Miss in costume o ancora no? Non mi arrivano cenni da dietro, ma credo che siano pronte per uscire. Le Miss in costume, le vedo già in fila. E andiamo dunque, io ho raccolto ho fatto una piccola intervista a queste ragazze, giusto per sapere qualcosina in più di queste ragazze, quello che fanno, i loro hobby e tutto. E vi racconterò questo durante la loro uscita. Dunque a voi, le ragazze di Miss Universe e Miss Universe Teenager. E abbiamo la numero 1, Chiara Lentini, ha 23 anni, è di Canicattì, innamorata della natura e degli animali, le piace scrivere e spera di aprire un giorno un negozio tutto suo. Ed ecco a voi la numero 2, Selene Pecoraro, 20 anni, di Favara, studia per diventare estetista, le piace il disegno e tutto ciò che riguarda il make-up. E dunque la numero 3, Jennifer Incorvaia, ha 18 anni, è di Porto Empedocle, studia per diventare estetista, le piace ballare, appassionata di moda e di fotografia. La numero 4, Vanessa Chianetta, 25 anni, di Favara, studia danza fin da piccola, passione che l'ha portata a partecipare ai provini di amici. Spera di aprire una palestra tutta sua, aspira a fare la modella. La numero 5 è Giussi Petrotto, 19 anni, di Racalmuto, si diploma quest'anno all'Istituto Commerciale di Canicattì, vuole iscriversi in economia aziendale, il suo sogno nel cassetto è proprio la laurea, la spinge a partecipare ai concorsi di bellezza, la sua voglia di mettersi in gioco con nuove esperienze. La numero 6 è Melania Bonvissuto, 23 anni, di Licata, lavora come hostess ed indossatrice già da molti anni, sogna di diventare una modella, ma spera anche di conseguire la laurea in psicologia. La numero 7 è Emanuela Migliaccio, 25 anni, di Agrigento, danza da un anno, spera di affermarsi nel mondo dello spettacolo, considerando i concorsi un'ottima vetrina per questo. Sara Lauricella, 19 anni, di Racalmuto, diplomata come tecnico dei servizi sociali, frequenta un corso di operatore dell'infanzia e lavora nel weekend in una profumeria. Le piace correre e sogna di costruirsi una famiglia. La numero 9 è Ilaria Lacola, 22 anni, di Canicattì, studentessa di scienze motorie a Ferrara, spera di laurearsi per poter lavorare nel campo della riabilitazione ed è appassionata di danza caraibica. La numero 10 è Marisa Seminerio, 21 anni, di Aragona, adora sfilare fin da quando era una bambina, ha partecipato a numerosi concorsi,
studia per diventare estetista, aspira ad arrivare in alto ma rimanendo sempre coi piedi per terra, vivendo la vita e la giornata. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just La numero 11 è Silvia Monella, 19 anni, di Milena, studentessa di liceo artistico, le piacciono il ballo e la pallavolo, si diletta a disegnare vestiti. I know you want it, I know you want it. Good girl, can't let it get past me. Get far from plastic, talk about getting blasted. Blurred lines. La numero 12, Lavinia Oancea, 25 anni, di Porto Empedocle, lavoratrice, si diverte a ballare ed ascoltare musica, è stata campionessa di ping pong in tornei provinciali. You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What rhymes with hug me? E la numero 13 è Patrizia Caracciolo, 22 anni, di Canicattì, sogna di lavorare nel campo della moda e dello spettacolo, il suo hobby preferito è il ballo. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm like a good girl. La numero 14 è Maria Rita Di Gloria, 22 anni, di Porto Empedocle, è una studentessa di giurisprudenza, studia danza da 12 anni, passione che spera possa diventare il suo futuro insieme alla moda. Blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead. La numero 15 è Bruna Maggio, 18 anni, di Sambuca di Sicilia, studentessa di liceo scientifico, il suo più grande hobby è l'equitazione, che pratica in particolare con il salto ad ostacoli. It's almost unfair. Honey, you're not there with her. Pull up on that, let you pay me back. Nothing like your leg, he's too square for you. You don't smack that ass and pull your E hair. passiamo ora alle teenager. Concorrono per Miss Universe Teenager la numero 1, Sara Garraffo, 17 anni, di Favara, ama fare shopping, appassionata di danza e sport, vorrebbe iniziare a studiare ginnastica artistica, sogna di diventare un avvocato. Like it hurt. What you don't like work? Hey. Ed abbiamo poi la numero 2, Oriana Nascè, 16 anni, di Agrigento, le piace ballare, ama la moda, il suo cantante preferito è Fedez. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. I know you want it. La numero 3 è Sharon Cacciatore, 15 anni, di Agrigento, le piace ballare ed ama il cinema. Il suo più grande sogno è proprio quello di diventare un'attrice. Blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, La numero 4 è Silvia Messina, 16 anni, di Favara, studentessa di liceo scientifico con la passione del canto, vorrebbe laurearsi in lingua veterinaria, ma dice che non le dispiacerebbe l'idea di diventare una cantante. La numero 5 è Noemi Cefalù, 16 anni, di Porto Empedocle, ama il cinema e le piace viaggiare per scoprire posti e culture nuove. La numero 6 è Marzia Lacola, 16 anni, di Canicattì, studia la ragioneria, le piace ballare. Moving up, moving down, keep on turning up the sound. We gon' party in the sun, catch the feeling, have some fun. Moving up, moving down, let your love shine all around. You gon' be my number one. La numero 7 è Ilenia Corio, 15 anni, di Favara, studia al secondo
secondo anno del professionale, il suo più grande hobby è lo shopping. Like a drum, drum, drum. You gon' be my number one. Make my heart beat like a drum, like a drum, drum, drum. La numero 8 è Flavia Geraldi, 16 anni, di Agrigento, frequenta il liceo scientifico, ha partecipato a numerosi concorsi, le piace leggere, ballare ed ovviamente sfilare. Like a drum, drum, drum. Moving up, moving down. You make me jump, jump. La numero 9 è Sofia Bellavia, 17 anni, di Favara, studentessa dell'istituto alberghiero, adora cucinare ed ama la danza. La numero 10 è Martina Francaviglia, 14 anni, di Porto Empedocle, ama la danza, si definisce una persona solare a cui piace stare in compagnia. La numero 11 è Santina Serio, 16 anni compiuti oggi, di Agrigento, le piace cucinare, ascolta musica rap, il suo gruppo preferito sono i Club Dogo ed il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare una pasticcera. E grazie alle concorrenti che hanno sfilato, la sfilata è stata offerta da Tendenze Intimo e Dintorni di Favara, che ha fornito i costumi di tutte le ragazze, dunque tutte le ragazze erano vestite con i costumi di Tendenze. Abbiamo un po' di interviste, saranno brevi vi assicuro, per questo io chiamo Giuseppe, chi è che mi porti qui su? Mi porti, guarda, già sono lì. Portami qui la truccatrice e il parrucchiere della serata. Eccoli qua. Ok. Non so se va. Eccoli qua, Non so se hanno va. fatto il Ecco, lavoro. perfetto, hanno Un fatto anche il miracolo applauso del a microfono. Stefania Bellavia e Marco Vetro, bravissimi ragazzi, al hanno centro, fatto ok. un lavoraccio oggi, lavorano qui dalle 2, però avete fatto un ottimo lavoro, soprattutto con me, devo dire che si sono sbizzarriti, ma un ottimo lavoro con tutti. Com'è preparare di più, sono 26 le ragazze. Sinceramente è stata una bella esperienza, quindi le ore di lavoro ci sono sembrate pochissime perché ci siamo divertite insieme alle ragazze, a Stefania, quindi è stato un lavoro. È stato piacevole, inclusi imprevisti. Per quanto riguarda il trucco, com'è stato? Pesante? Poi avete degli schemi, so che non potete, diciamo, esagerare con trucco e parrucco, dunque ti sei dovuta limitare, ma poi ti sei sbizzarrita con qualcuno, eh? È stato sicuramente faticoso, però è sempre bello quando una cosa si fa con passione. Infatti colgo l'occasione per ringraziare l'agenzia, in questo caso nella persona di Giuseppe Cusumano, il patron, sempre per avere questa bellissima opportunità. Grazie a voi per aver truccato. Giuseppe, hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno che fatto un dici? ottimo lavoro, ma lo hanno fatto anche su di te. Facciamo anche complimenti a Danila Campione, Addirittura. guardate che roba. Questo Guardate è il che roba. risultato del loro lavoro. Oltre che con tutte le ragazze che si sono veramente esibite, bellissime. Bellissime. Tutte. Allora, grazie mille. Le accompagno. Alla prossima. Li raccompagni? Allora, Ma me li da porti galantuomo qualcun metto altro? al braccetto l'asciura, la ragazza. L'asciura, ok? vai. E ci dovrebbero essere pronti per l'intervista il patron Giuseppe Cusumano con il direttore artistico Salvatore Di Betta. Buonasera, come va? Come sono le impressioni di questa serata? Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua. Beh, la serata sta procedendo bene, dai.
essendo che la prima serata magari stiamo limando tutte le situazioni, però tutto sommato sta andando bene. È il Salvatore, il direttore. Il direttore che veramente ci ha deliziato per darci una serata Eccolo così. qui, eccolo, arriva. E adesso lo facciamo salire. Buonasera. Oh, direttore, una manifestazione che parte qui da Favara, però poi proseguirà anche su altre piazze. Vogliamo ricordarle un po'? Allora, si parte da Favara adesso, poi giorno 2 di giugno saremo a Raffadali, giorno 15 di giugno saremo a Porto Empedocle e il 22 ad Aragona. Poi la finalissima sarà il 30 giugno qua alla piazza di Favara, Piazza Cavour. Quindi Favara apre e chiude questa bellissima manifestazione. Questa serata. Dunque ragazzi, complimenti per il lavoro che avete fatto. Io fin da subito, quando mi hanno assegnato il compito di presentare questa importante manifestazione, ho voluto sapere tutto, retroscena, tutto. Devo dirvi che hanno lavorato sodo da tantissimi, già da 2 mesi, anche giorno e notte, e comunque il risultato credo che possiate esserne soddisfatti. Dunque vi lasciamo. Facciamo anche un gestire applauso retroscena. ai nostri amici. Complimenti, arrivederci, a dopo. E noi continuiamo col nostro elenco di sponsor. Sì, Ne facciamolo abbiamo pure. ancora un po'. Prego. Io? Vado io. Abbiamo ad aiutare con la realizzazione di questa serata sono stati Monreale Vini di Favara, il Fioraio Verde Idea di Favara, poi E poi ASD Build Your Image di Agrigento, MC Case Mobili di Favara, la Tana del Lupo Agrigento, il Porticciolo di Porto Empedocle, poi Ortis Fiori di Porto Empedocle e la farmacia Bellomo di Raffadali. nonché Mirasole Ristorante di Agrigento e Centro Carne di Porto Empedocle. Quindi Questa sera abbiamo anche una serata ricca di tanti ospiti. Abbiamo ospiti musicali, ospiti che rappresentano il mondo della danza, ed è proprio il momento del primo ospite, che è un ospite musicale. Essendo tu qui in veste di speaker radiofonico, non puoi che presentarli tu. ma io ti ringrazio per questo momento. Allora, la musica è una cosa fondamentale, fa parte di tutti noi, non si potrebbe stare senza musica. E poi qui abbiamo un gruppo siciliano, si chiamano i Siciliano Sono, che raccontano un po' la loro terra tramite la musica. E allora io vorrei accoglierli, però vorrei anche dire di questo gruppo che si è formato nel 2009, hanno già inciso e siamo contenti di averli qui, per cui diamo la parola, o meglio la musica, ai Siciliano Sono. Con la loro di neve non ne cade mai. Prego ragazzi. Buonasera Favara, sulle mani, al tempo! Se, gira con il Siciliano Sono questa sera, Miss Universe Italy! Muri tagliati sulla come luccicano mari, ti voglio raccontare una storia antica, sai, la valle si è sciolita a di meno lì in giù, ho voglia di mare su una barca, lasciami andare. Santi artisti e imbroglioni, ma viviamo come grandi signori, come Cesari e Romani, ci ammaliano tutti rendendoci schiavi. Quando gli antichi si fermarono non vollero più farti, rimasero incantati da questa valle qui. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strada non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strada non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E allora le battiamo queste mani che vanno al tempo. Sentite.
pioggia batte il suolo, c'è chi pensa che è un tesoro, ma con il caldo africano tutto rimane un ricordo lontano. L'epopata di troppi odori, rassegnata tra sangue e dolori, terra di ulivi e di cultura che si unisce alla natura. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strade non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strade non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strade non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strade non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E qui di neve non ne cade mai, ma soltanto sole e spiaggia avrai. E qui di strade non ne prenderai, ma con il mare ti consolerai. E i migranti e marocchini, tutti vivono come meschini, siciliani e tunisini, sono amici da bambini. Siciliano sono. Bravissimi, bravissimi ragazzi, complimenti, questo applauso è tutto vostro, meritatissimo, bravi, non andate, non scappate perché ci lieterete con la vostra musica per un secondo pezzo più in là, grazie mille. E noi continuiamo con la passerella, ma questa volta... Beh, prima vorrei, vedo già qualcuno in agguato vicino alla giuria. Giuseppe, se il mio, stasera il mio libero. Segugio, allora. Sì, no, il segugio no, il mio libero, dai, ti uso. Allora, perfetto, che cosa sì, Jolly. vediamo? Allora, abbiamo una giuria molto simpatica, formata da molti elementi che daranno giudizio e volevo, se il microfono non fa le bizze, volevo dire un'impressione a caldo da parte del presidente Moscato di questa giuria, cosa le pare, quale impressione ha avuto? Beh, innanzitutto non abbiamo ancora parlato tra di noi, ovvero ci siamo dati delle occhiate, abbiamo un po' insomma cercato di avere un metro uguale per tutte, anche perché ci sono delle valutazioni da dare per quanto riguarda la bellezza del viso, l'armoniosità del corpo, la classe nel portamento, quindi abbiamo bisogno sicuramente di vedere le altre uscite per cercare di dare un giudizio. Magari qualche ragazza ha qualcosa in più in una di queste, qualcosa in meno in un altro, però poi il giudizio è complessivo e riguarda poi 5 persone, quindi magari potrebbe essere diverso. Io prima che voi continuate voglio dire una cosa subito, perché poi alla fine si ripercuoterà, e il nostro patron regionale di questo sicuramente lo abbiamo ne è qui, più siamo esperto. onorati di questo. Voglio rivolgermi ai genitori, ai fidanzati, ai cugini, ai parenti, ai nipoti, insomma a quelli che sono venuti qua per ammirare la ragazza di appartenenza. Io faccio un passo indietro, nel senso che prima di essere presidente di giuria sono stato anche papà di una ragazza che ha partecipato a delle sfilate e per me mia figlia era la migliore di tutte. In realtà non è così, poi i nostri occhi sono diversi dai vostri e sicuramente se ci saranno 5 giurie diverse magari daranno 5 giudizi che potrebbero essere diversi, quindi ve lo dico fin da subito, ancora non abbiamo votato, però accettate con pace, con gioia il nostro giudizio, perché non è la verità assoluta quella che daremo noi, è solo una parte di quello che noi vedremo e di come noi riusciremo a giudicare. E se qualcosa non andrà bene, nel senso che non sarete d'accordo, beh, qualche fischio ci sta, ma non più di questo, dai. Comunque grazie Giuseppe, mi dai anche lo spunto per dire che qualora le ragazze non dovessero farcela stasera hanno l'opportunità di essere ripescate durante la finale. Dunque grazie al presidente di giuria Giuseppe Moscato, vi auguro buon lavoro, grazie anche a Giuseppe Morelli per l'intervista, l'applauso è tutto per la giuria. E come vi dicevo poco fa è ancora il momento della passerella, le luci sono sulla passerella, ma questa volta non sono le ragazze a sfilare, bensì sono
Insomma, dai, li faccio presentare da sole. È una sfilata data dai vestiti del negozio Sherry Baby di Favara, che è un nostro sponsor. Dunque, signore e signori, ecco a voi i bambini di Sherry Baby. Forti gli applausi per questi bambini di Sherry Baby. Ecco, queste sono le scene che vogliamo vedere, bravissimo! E ancora applausi per i bambini di Sherry Baby. Ancora forte l'applauso, mi raccomando. Bravissimi, bravissimi bambini alla loro prima esperienza. Mi dite i vostri nomi? Ilare. Come? Betty. Aspetta, quanti anni hai? 3 anni, bravissima! E tu? Evelyn. Evelyn, bellissima anche tu! E qua abbiamo il nostro gentiluomo, l'uomo della serata, ti chiami? Antonio. Antonio! E poi? Antonella. Antonella, bravissimi bambini, prego, andate pure a cambiarvi, bravi, bravi davvero. Intanto le nostre miss credo che siano di nuovo pronte per l'uscita in elegante. Come dicevamo poco fa, devono anche essere giudicate per il loro portamento ed eleganza. In questa uscita le ragazze hanno scelto ognuna il loro abito, dunque vedremo anche un po' della loro personalità attraverso l'abito, e vengono accompagnate da 4 belli imbusti che sono 4 modelli dell'agenzia Lavori e Passioni Management. Sono Calogero Filippazzo, Salvatore Schifano, Giovanni Barba e Giuseppe Lazzaro. Dunque, signore e signori, ecco a voi le ragazze di Miss Universe e Miss Universe Teenager nell'uscita elegante. Ed è Salvatore, uno dei 4 modelli di cui avevo parlato, Salvatore Schifano. E abbiamo poi Giuseppe Lazzaro, l'altro modello di cui vi parlavo, che accompagnerà le ragazze. Anche lui modello della Lavori e Passioni Management. Ed infine Calogero Filippazzo. Ed ora sì che passiamo alle ragazze. Abbiamo
numero 2 è Selene Pecoraro, 20 anni, di Favara. La numero 3 è Jennifer Incorvaia, 18 anni, di Porto Empedocle. Ed ecco a voi Vanessa Chianetta, la numero 4, 25 anni, di Favara. La numero 5 è Giussi Petrozzo, 19 anni, di Racalmuto. La numero 6 è Melania Bonvissuto, 23 anni, di Catania. Scusate. La numero 7 è Manuela Migliaccio, 25 anni, di Agrigento. La numero 8 è Sara Lauricella, 19 anni, di Racalmuto. La numero 15 è Bruna Mazzo, 18 anni, di Sambuca di Sicilia. Siamo ora alle candidate a Miss Universe Teenager, dunque le minorenni, ad iniziare dalla numero 1, Sara Garraffo, 17 anni, di Favara. No, scusami, sì, sei Sara Garraffo, la numero 1, 17 anni, di Favara. La numero 2 è Oriana Nascè, 16 anni, di Agrigento. Col numero 3 abbiamo Sharon Cacciatore, 15 anni, di Agrigento. La numero
4 è Silvia Messina, 16 anni, di Favara. Cefalù, 16 anni, di Porto Empedocle. La numero 6 è Marzia Lacola, 16 anni, di Canicattì. La numero 7 è Ilenia Corio, 15 anni, di Favara. La numero 8 è Flavia Geraldi, 16 anni, di Agrigento. Sofia Bellavia, 17 anni, di Favara. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay yours with spare. La numero 10 è Martina Francaviglia, 14 anni, di Porto Empedocle. Con il numero 11 chiude la passerella Santina Serio, 16 anni, di Agrigento. La passerella elegante abbiamo un fuori concorso, la nota Annalisa Moscato. Un applauso ad Annalisa Moscato. Buonasera Annalisa, nonché la nostra coreografa di stasera. Intanto devo dire che lei non stava tanto bene oggi, ma nonostante questo tantissimi complimenti per la tua professionalità. Hai portato avanti un camerino, sei stata comunque bravissima. Allora, che ci dici? Tu hai tante esperienze nel campo della moda, hai partecipato a tanti concorsi, questa volta hai le vesti della coreografa. Come ti sei trovata in questi panni?
Beh, intanto volevo salutare tutti e ringraziarvi perché siete numerosissimi e questo è una gratificazione per il lavoro che c'è dietro le quinte, quindi grazie mille. Per il resto, come dicevi tu, sono abituata a spettacoli di questo genere perché anch'io, come le ragazze che avete visto, mi trovo a gareggiare, ad essere una concorrente. Per quanto riguarda le vesti di coreografa che oggi non ho, cioè, ho vissuto ma non è la prima volta comunque, infatti volevo ringraziare l'agenzia di Giuseppe Cusumano perché comunque dà a me come ad altri giovani la possibilità di lavorare. Per il resto devo dire che le ragazze si sono impegnate, molte erano alle prime esperienze, quindi c'è chi è faticato di più, c'è chi è faticato di meno, chi è abituato invece a questo tipo di spettacolo. Per cui la serata adesso continua, che vinca la migliore. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie per il lavoro che avete fatto. E noi continuiamo ad essere allietati qui dal nostro gruppo. È pronto? Ci siamo quasi. Come? No, vai, sentiamo prima un pezzo, siete pronti? Giuseppe, tu sei lì, che te ne è parso? Vieni un po' su con me. Che te ne è parso delle ragazze in uscita elegante, le partecipanti di Miss Universo? Ricordiamo per chi fosse arrivato adesso che le ragazze stanno concorrendo per un concorso importante, un concorso internazionale, Miss Universe, che noi conosciamo come Miss Universo, infatti. E si giocano la possibilità di partecipare alla finale di Las Vegas. Che te ne è parso delle ragazze? Beh, sicuramente è un bello spettacolo, uno scenario fantastico anche per la piazza che è strapiena, e quindi complimenti anche a voi ai presenti. Davvero un bel pubblico stasera al Parigi Bistrò. Esatto. Ecco, abbiamo... Io volevo aggiungere che l'evento comunque è sempre in radiofonia, quindi siamo in diretta su Radio In. E io ancora non sono caduta dai tacchi, quindi non puoi dire è caduta la conduttrice. Assolutamente no. Speriamo di nuovo. Speriamo di nuovo. Abbiamo fatto il patto che in caso non lo dici, D'accordo. Ok, allora, a te lascio la parola per presentare i il ragazzi gruppo. qui sono pronti, abbiamo già sentito con il loro primo pezzo I Siciliano Sono e ci allietano con un secondo pezzo che è Canto. Ecco a voi I Siciliano Sono. Un applauso. Cercare in un luogo lontano il tuo cuore africano, sentirlo come e quanto, non mi chiedere il perché. Quando ti vedo lo sai mi piace, vorrei sentire che non ti dispiace, curiosa la voglia che scateni dentro me. Canto e non sono stanco di gridarti l'amore con una canzone, sentire il ritmo dentro me. Canto per ricominciare, non mi sento male con te vicino, vedo il sole che non c'è. Cercare, sperare e capire che di amore non si può guarire, un amore che batte il dolore, solleva l'umore con poche parole. Cercare, afferrare e rapire tutte le mie strane follie, cercare un sole d'amore, un mare di cuore con sana passione, trovare musica che può donare quel che il cuore vuole sognare, quello che le labbra non riescono a pronunciare. Quando ti vedo il cielo si apre, una nuvola sembra capace di portarti lontano in un'isola che non c'è. Canto
e non sono stanco di gridarti l'amore con una canzone e sentire il ritmo dentro me. Canto per ricominciare, non mi sento male con te vicino, vedo il sole che non c'è. Io canto e non sono stanco di gridarti l'amore con una canzone e sentire il ritmo dentro me. E canto per ricominciare, non mi sento male con te vicino, vedo il sole che non c'è. Io canto e non sono stanco di gridarti l'amore con una canzone e sentire il ritmo dentro me. E canto per ricominciare, non mi sento male con te vicino, vedo il sole che non c'è. Siciliano sono! Grazie. Bravissimi Siciliano sono, io vi voglio qui sul palco tutti, siete numerosi ma vi voglio tutti qui. Facciamo vedere meglio il vostro viso dopo aver sentito la vostra straordinaria musica. E allora, questi ragazzi già il nome buonasera. Abbiamo qua la voce, Biagio Marino, e poi ai fiati abbiamo Alessio Russo alla tromba. Eccolo qui. Alessio Russo alla tromba, Alfonso Barba al trombone, Adriano Clementi, venite qui accanto a me. Certo che potete sfilare, ok, io vi annuncio e voi fate la passerella. Ecco qui, signore e signori, questa sera, no tutti e 8, tutti e 8, via, con i vostri strumenti pure. E allora, signore e signori, i componenti dei Siciliano sono, abbiamo alla voce Biagio Marino con loro CD e poi ai fiati insieme Alessio Russo alla tromba e Alfonso Barba al trombone. Ed ancora Adriano Clementi alla batteria e Adriano Carnabucci alle percussioni. Ecco, volevate fare la passerella con la coccola, modello numero 1, fila. Ed infine abbiamo Dario Bennardo al basso, Francesco Nicolosi alla chitarra e Andrea Celauro alla tastiera. Eccoli qui. Ok, dai. Io vi auguro di diventare molto più famosi di quello che già siete con il vostro gruppo, però mal che vada avete un futuro assicurato in passerella. E allora abbiamo qui Biagio Marino il portavoce. Voi intanto vi faccio i complimenti perché i Siciliano Sono hanno deciso di raccontare quello che è la nostra terra sappiamo che è ricca di storia e cultura, credo nel modo più nobile possibile attraverso la musica. Quello che ci offre e che non ci offre, purtroppo. Purtroppo, però abbiamo anche quello. Come è nato questo progetto? Come mai? Allora, nasce nel 2009 da una mia idea, perché il primo brano che avete sentito di Neve non cade mai è stato proprio il primo brano in assoluto. Perché abbiamo la fortuna che qui non vediamo mai la neve. Esattamente. Oltre a raccontare delle bellezze della nostra Sicilia, racconta anche delle tante contraddizioni, come dicevo prima. Ma in questo album, soprattutto, che è uscito... Bravo, avete portato qui l'album, facciamolo vedere, si chiama Sicoro. Sirocco, scusa. È la traduzione in italiano dal turco di Scirocco, perché qui ce ne abbiamo abbastanza di Scirocco. Ebbene, bravissimi, grazie ancora ragazzi per essere stati qui con noi, è stata una straordinaria presenza, complimenti per il vostro progetto e per la vostra simpatia, bellissimi con queste coppie. Ma io volevo sapere da loro, per esempio, ma li battiti si chiamano sì o no? Cioè, ma perché vedevo pure poco fa le ragazze sfilare ma nessuno ti approccia, cioè, Bicciotti. Ebbene, grazie allora ragazzi, vi congedo, buonasera ai Siciliano Sono.
Intanto continuo l'elenco degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Abbiamo Vanity Pet di Agrigento, NC Auto di Porto Empedocle, Natural and Beauty di Favara, Sweet Artigli di Favara, Putia di Favara, Sperlazza Deluxe di Favara, Fanara Abbigliamento di Favara e Moto MC. Dunque siamo pronti per vedere l'ultima passerella delle ragazze. I giurati sono qui chiamati, sono scappati? Dove sono i giurati? Abbiamo perso i giurati, vabbè, staranno arrivando credo, si sono allontanati un attimo. Abbiamo dunque il terzo momento, la terza sfilata. Le ragazze escono questa volta in costume, il costume offerto dal negozio Miami di Canicattì. Sfilano della nuova collezione, i costumi della nuova collezione prima classe Just Cavalli, indossati dalle concorrenti di Miss Universe Italy Agrigento per questa prima selezione provinciale. Dunque, signore e signori, intanto che diamo tempo ai giurati di ritornare al loro posto, sfilano le ragazze. Iniziamo con la terza uscita e anche l'ultima, i costumi. La numero 1 è Chiara Lentini, ha 23 anni, è di Canicattì. La numero 2, Selene Pecoraro, 20 anni, di Favara. Every cross carry along, the lights are on, but everyone's gone and it's cool. It's a funny. La numero 3 è Jennifer Incorvaia, ha 18 anni, è di Porto Empedocle. It feels alright, but never complete without you. La numero 4, Vanessa Chianetta, 25 anni, di Favara. It takes two, it's up to me and you to prove it. On the rainy nights, even the coldest days, your moments. La numero 5 è Giusy Petrotto, 19 anni, di Recalmuto. It's a cool world. La numero 6 è Melania Bonvissuto, 23 anni, di Licata. La numero 7, Manuela Migliaccio, 25 anni, di Agrigento. La numero 8 è Sara Lauricella, 19 anni, di Racalmuto. La numero 9 è Ilaria Lacola, 22 anni, di Canicattì. It takes two, it's up to me and you to prove it. La numero 10 è Marisa Seminario, 21 anni, di Aragona. It's already been done. Undo it.
Porto Empedocle. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like night? La numero 13 è Patrizia Carazzolo, 22 anni, di Canicattì. Feel like you've been here before. How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost. La numero 14 è Maria Rita Di Gloria, 22 anni, di Porto Empedocle. As the past settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, La numero 15 è Bruna Mazzo, 18 anni, di Sambuca di Sicilia. does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Passiamo dunque alle concorrenti per Miss Universe Teenager, a partire dalla numero 1, Sara Garraffo, 17 anni, di Favara. The rubble or our sins, where do we begin? The rubble or our sins, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from Ed ecco poi la numero 2, Oriana Nascè, 16 anni, di Agrigento. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how am I gonna be an optimist about this? E ancora in bocca per Miss Universe Teenager abbiamo la numero 3, Sharon Cacciatore, di Agrigento. Changed at all. Con il numero 4 fila Silvia Messina, 16 anni, di Favara. To shoot for the stars, if it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. Con il numero 5 fila Noemi Cefalù, 16 anni, di Porto Empedocle. My ego is big, I don't give a shit. And it goes like this. Take it out of tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the La numero 6 è Marzia Lacola, 16 anni, di Canicattì. like Tiger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with them moves like Tiger. I've got them moves like Tiger. I've got them moves like Tiger. Baby, it's hard. You feel like you're La numero 7 è Ilenia Corio, 15 anni, di Favara. I'll make you believe that I got the key. Oh, so get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it when you wanna steer. But I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take it by the tongue and I know you. Col numero 8 sfila Flavia Geraldi, 16 anni, di Agrigento. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger.
Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. La concorrente numero 9 è Sofia Bellavia, 17 anni, di Favara. È Martina Francaviglia, 14 anni, di Porto Empedocle. La numero 11 è Santina Serio, 16 anni, di Agrigento. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known. E con lei si conclude la terza ed ultima sfilata per questa prima selezione provinciale di Miss Universo. Ospiti stasera qui al Parigi Bistro, calorosamente accolti. Abbiamo visto dunque le ragazze, sono 15 che concorrono per la fascia ufficiale per il concorso Miss Universo e 11 che concorrono per Miss Universe Teenager, un concorso che si concluderà con le provinciali, mentre la Miss Universo provinciale ha la possibilità di partecipare poi alla finale regionale per partecipare poi alla finale nazionale di Roma e volare a Las Vegas per conquistarsi il titolo di Miss Universo. Io intanto vi ricordo, intanto la giuria continua a votare, ricordo che le ragazze sono state curate da un'equipe di esperti per quanto riguarda il parrucco da Marco Vetro e per quanto riguarda il trucco da Stefania Bellavia, estetista del centro Natural and Beauty di Favara. Dunque abbiamo un altro ospite stasera, dopo l'ospite di musica abbiamo un altro ospite. Giuseppe, tu vieni un attimo qui con me? Come stai col ballo? Come ti va? Ci sei? Mi date un po' di microfono? Intanto Ok. ricordiamo pure che siamo in onda su Radio In, Esatto, tutto siamo in diretta sulle frequenze Radio siamo In, anche su live, streaming. c'è il cartello che indica appunto la nostra radio e siamo presenti in diretta. Allora, a me ballare piace tanto. Ecco, perfetto, Quindi- ci troviamo bene, d'accordo in questo. Credo che sia un momento molto Per interessante me questo. straordinario, davvero straordinario, perché il secondo ospite di questa sera è la Isla de Caribe con il maestro di danza Davide di Balli Caraibici, Davide del Popolo, con la sua assistente Teresa Moscato, che credo siano pronti, vediamo se sono. Sono dei piccoli, gli ultimi, come dire, preparativi, sai quando si attende l'ultimo tocco del trucco per esempio, quindi sono Ma presenti. sono qui pronti, bellissimi, ma sicuramente bravissimi nel loro bacio tango. Signore e signori, ecco a voi la Isla de Caribe con Davide del Popolo e Teresa Moscato. Forte l'applauso! Abbiamo un piccolo problema di musica, la musica ovviamente non è quella del bacio tango, abbiamo perso il CD, ma fa niente, mentre si recupera il CD. Allora, va bene, allora. Questo è il bello della diretta, no? E Giuseppe? questo non fosse così, perché come dire guai, tutto veramente, se perfetto non non, fosse non va così. bene. Intanto c'è una bellissima piazza gremita. Infatti. Poi oggi, dai, bello, si bello diceva venerdì 17
Ma noi non siamo scaramantici, tutto sta andando per il meglio. Anche perché, come abbiamo detto prima, non è successo quell'evento che dicevi prima. Ecco, ancora solo mezz'oretta su questi trampoli. Mi pare che sono Allora, pronti. qui ci siamo tutto pronto. Ecco voi, signore e signori, il Gaza Tango. In barca, in spiaggia, in onda. Solo su Radio I. Ay, milonga de amor, ay, temblor de gozar, este tango es para vos. Ay, milonga de amor, ay, temblor de gozar. Santa Maria del Guardia. Ay, milonga de amor, este tango es para vos. Ay, milonga de amor,
Bravissimi, la Isla dei Caribe, straordinari, è stato un attimo qui con me, straordinari, la passione, il calore del tango miscelati al ritmo della baciata, credo che sia proprio il binomio perfetto, adorabile, davvero adorabile. Vi do un attimo il tempo di riprendere fiato e parlo un attimo con Davide del Popolo. È per noi un onore averti qui stasera, tu sei un rinomato e famoso insegnante di balli caraibici già da anni, insegni anche a Favara, io sono una sua alunna, anche forse se non sono una delle migliori allieve che tu possa avere. Brava. No, è brava, è brava. Ecco, abbiamo parlato prima, Comunque, dov'è che insegni qui a Favara? Quando? Dici un po'? Allora, io insegno allo Sporting Club a Favara già da 2 anni, abbiamo un bel gruppetto che viene a ballare salsa, da un po' sta venendo anche fuori, infatti noi ogni domenica saremo qui al Parigi dove faremo una serata caraibica, siete invitati tutti quanti a venire a vedere. Come vanno le votazioni lì? Tutto bene? Siamo quasi pronti. Bene, vi ringrazio ancora, siete stati straordinari, ci vediamo allora domenica sera di nuovo qui al Parigi Bistro con voi. Buona serata a Davide del Popolo e Teresa Moscato, grazie ancora. E allora, ci avviciniamo al momento finale, le buste forse sono già quasi pronte, addirittura, mamma, che ansia, le ho viste. Ecco, ci siamo quasi. Dunque invito a salire il mio collaboratore di stasera, Giuseppe Amorelli. Grazie per essere stato alla mia spalla stasera. Completiamo la lista di sponsor. Sì, volevo a proposito di questo aggiungere una cosa, perché la prossima settimana, se non sbaglio venerdì mi dicevano, qui al Parigi Bistro Bar di Favara sarà presente Angela, la famosa cubista, quindi magari chi è interessato un elemento da non perdere. Ma scusate, invitiamo a salire qui sul palco il proprietario, esatto, il patrono del locale, colui che ci ha ospitati stasera, signore e signori, Luciano Ballarò. Un applauso! Ciao Luciano! Allora, Ok. come ti sembra questa serata? Semplicemente fantastica. Volevo ringraziare tutti per la vostra presenza qui al Parigi, per il vostro calore che ci state dando questa sera, Ma grazie per a la te professionalità dell'agenzia Cosumano Eventi che organizza sempre spettacoli di un certo che riescono spessore. bene, si impegnano tanto e poi i risultati sono questi. Dunque grazie a voi per averci ospitato stasera, ti lasciamo andare, no, rimani qui con noi, dai, è il momento della presentazione, rimani qui con me Giuseppe. Finiamo noi la nostra lista di sponsor con Motor Jeans di Raffadali, Pasticceria Danna di Favara, Les Arts Favara, Bar Veneto di Favara il Pasticcino di Favara, King Bar di Favara e poi Eurografica Caserta sempre a Favara, Tabacchi e Centro Limblici, scusate, sempre di Favara. Sì. È il panificio Sfizi di Pane e Pizze di Favara. Invito dunque a salire sul palco l'agenzia nelle persone di Giuseppe Cosumano, Accogliamoli con un applauso. Salvatore Di Betta e Annalisa Moscato. Arriveranno, c'è tanto lavoro da fare dietro. Ringraziamo il patron regionale del concorso Miss Universo che è stato qui con noi stasera, il signor Giuseppe Di Sciacca, e invito intanto la giuria a salire sul palco con le fasce per la premiazione e per il verdetto finale. Dunque invitiamo qui su i nostri giurati, tutti e 5, eccovi. Ecco, E le fasce, non scordate le fasce. le fasce, appunto. Intanto Allora tutti noi ci siamo gli messi Giuseppe. organizzatori e soprattutto, intanto che salgono, facciamo salire la giuria. Allora accogliamo la giuria con un applauso visto che si stanno avvicinando sul Allora, un palco. attimo soltanto, vi fermo perché intanto facciamo uscire le ragazze, un attimo solo, facciamo uscire le ragazze della prima selezione di Miss Universe Agrigento Italy. Ecco a voi le finaliste. Accogliamole con un grosso applauso. Via, 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 ecco.
passerella. Sono loro le concorrenti per Miss Universe Agrigento, sono le concorrenti per Miss Universe e per Miss Universe Teenager. Facciamo un po' di spazio. Riappropriamoci di Luciano Ballarò, vieni qui con noi e facciamo dunque salire la giuria. Allora la giuria venga su, invitata sul palco, fategli un po' di spazio, aprite un varco. Centro per la giuria, un piccolo spazio, forza, e l'agenzia con gli organizzatori, dunque Giuseppe Cusumano, Annalisa Moscato la coreografa e Salvatore Di Betta il direttore artistico. Allora, eccoci, ci siamo tutti, le ragazze ci sono, mettetevi un po' di lato dunque. Allora, direi di iniziare dal concorso di Miss Universe Teenager. Iniziamo dunque dalle piccole. La prima classificata, ve lo dico subito chi premia, premiano le due uniche donne della giuria, nonché Valentina Scardina e Loredana Messana. E allora, ecco qua il nome, un attimo soltanto, grazie, bravissimo. Allora, dammi qui questa busta, dai, che qua le ragazze tremano anche per il venticello. Allora, ringrazio ancora Giuseppe Moscato per aver diretto. Sì, abbiamo una sola vincitrice per Miss Universe Teenager. Dunque, la prima classificata ad aggiudicarsi la fascia di Miss Universe Teenager Favara, Lavori e Passioni Management, sponsorizzata da Sherry Baby di Favara, guadagnandosi la finale del 30 giugno e la numero E la numero 4, Silvia Messina. Complimenti a Silvia, bravissima. Premiano Valentina Scardina e Loredana Messana. Ecco, sarà ospite a Radio In la prossima settimana, martedì, al Baby Show. Ecco a te l'ultima passerella. La foto in diritto con le giurate. Complimenti a Silvia Messina che si guadagna l'ultima passerella e si guadagna anche un posto in finale il 30 giugno al Piazza Cavour a Favara. Bravissima! Un'ultima foto di rito. Passiamo alla terza classificata. Premia il presidente dell'associazione Prometeo, Davide Romeo. Abbiamo dunque la fascia del terzo posto, a lei la fascia. Allora, la terza classificata per la selezione di stasera, che si aggiudica la fascia di Miss Universe Italia Agrigento 2013, sorriso e fotogenia, e che si guadagna anche lei un posto in finale, è la numero 7, Manuela Migliaccio. Brava Manuela, complimenti, auguri. Al contrario. Ah, e poi dicono che le donne non sono le migliori. Certo, mi sono permessa la battuta. Ecco per te la foto con Davide Romeo. E per te una foto da sola. Ecco quelle foto di rito. È l'ultima passerella. Complimenti a Manuela Migliaccio che si guadagna un posto per la finale regionale
provinciale che si tiene il 30 giugno. Ok. Abbiamo... Vi dico chi sono, non in ordine, ma le ultime... Andiamo per ordine, dai, andiamo con la seconda che è meglio. La seconda classificata premia il giornalista Salvatore Sorce. Diamo dunque la pasta. E allora, la seconda classificata che si aggiudica la fascia di Miss Universe Agrigento Italy Eleganza e Portamento, sponsorizzata dalla ricevitoria Lotto di Marotta Anna Favara, è la numero 10 Marisa Seminerio. Complimenti a Marisa! Complimenti per questo secondo posto guadagnato da Marisa Seminerio, Miss Universe Italy Favara. E per te, dopo la foto di rito, ecco per te un'ultima passerella. Eccoci ragazzi, ci siamo, le ragazze aspettano, ci siamo. E a premiare la prima classificata ovviamente il nostro presidente di giuria Giuseppe Moscato. Dunque, la prima classificata che si aggiudica la fascia di Miss Universe Favara, lavori e passioni management, sponsorizzata da Nepal, tappeti persiani, pellisteria Capi in Pelle di Favara, e che ovviamente si aggiudica l'accesso diretto alla finale del 30 giugno qui a Favara, la finale provinciale, è la numero 13 Patrizia Caracciolo. Complimenti a Patrizia, la nostra Miss Universe Agrigento Favara, bravissima! Una foto di rito col presidente di giuria Giuseppe Moscato, una foto di rito tu da sola, e un grossissimo applauso alla prima classificata di stasera! Bravissima Patrizia, auguri, complimentoni, tutte bellissime le ragazze, le rivediamo. Dunque voi avete l'accesso diretto alla finale, le ultime tre, un attimo scusate, le ultime tre hanno l'accesso finale alla del 30 giugno, dunque sono la numero 7 Manuela Migliaccio, la numero 10 Marisa Seminerio e la numero 13 Patrizia Carazzolo. È l'ultima passerella per la Miss Universe Teenager di stasera, Silvia Messina. Allora, le ragazze che hanno premiato la Teenager hanno un omaggio floreale per la Teenager. Per la Teenager questo omaggio floreale da parte di Loredana Messana e Valentina Scardina, ecco a lei, Miss Universe Teenager, e Giuseppe Moscato, il nostro presidente alla prima classificata Miss Universe Favara, Patrizia Carazzolo. E allora signori e signori, vi ringrazio per essere stati un omaggio floreale per me, grazie mille, gentilissimi. Io vi ringrazio per essere stati qui stasera, questa prima selezione. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima selezione che sarà il 2 giugno al Meta Birrificio di Raffadali. Dunque abbiamo qui 4 ragazze per la finale provinciale che si tiene il 30 giugno in piazza Cavour a Favara.
Noi rimaniamo qui sul palco per le foto di rito, mentre a tutti voi continuo ad augurare una buona continuazione di serata qui al Parigi Bistro e una buona notte. Arrivederci, ci vediamo il 2 giugno al mega aperitivo di Raffadali con Miss Universe Italy Agrigento. In your mind, in your body.